Pensiero del giorno venerdì 7 marzo. Aiutarsi a progredire nell'amare. Il Signore vi faccia crescere e abbondare nell'amore vicendevole e verso tutti. Prima lettera ai Tessalonicesi, capitolo 3, versetto 12. Da queste parole, apparentemente tanto semplici, traspare anzitutto l'idea che nell'amore scambievole si riassume tutta la vita cristiana. L'amore scambievole non è un fatto già scontato che si può presupporre. Esso deve crescere in noi sempre di più. È una realtà che siamo chiamati a costruire giorno per giorno. Noi sappiamo che il nostro egoismo si infiltra dappertutto, spingendoci a scegliere sempre ciò che gli è più comodo. Ma noi non siamo chiamati ad amare con la misura della nostra mediocrità. Dobbiamo amare con la misura stessa di Gesù, che è quella di amare senza misura, cioè senza limiti posti da noi. Ora, dice l'Apostolo, questo amore dovrebbe non soltanto crescere, ma addirittura sovrabbondare, cioè diventare sempre più capace di superare tutte le comprensibili resistenze che portiamo dentro di noi. Come vivere allora questa parola? In pratica si tratta di approfittare di tutte le occasioni che ci vengono offerte ogni giorno, se non ogni momento, per vivere questo amore. Ad esempio, ci siamo mai chiesti perché ci è stato messo a fianco quel determinato collega di ufficio o di lavoro? Quel compagno di banco nella scuola? Quel determinato prossimo nella comunità o associazioni a cui apparteniamo? Perché ci è stato assegnato quel determinato superiore? Perché ci siamo venuti a trovare in quella data situazione di fronte a quei dati problemi sociali? Se noi sapremo leggere tutte queste circostanze alla luce della nostra vocazione cristiana, non tarderemo a trovare la risposta. Ogni atto di vero amore che noi compiamo verso il prossimo ci trasforma profondamente, ci rende come nuovi. Chiara Lubick, estratti dal commento alla parola di vita del dicembre 1985. Parola di vita, marzo 2025. Perché guardi la pagliuzza che è nell'occhio del tuo fratello e non ti accorgi della trave che è nel tuo occhio. Luca 6,41. El pensamiento del día es un material de difusión que realizamos personas de buena voluntad que contribuimos con nuestro servicio a lograrlo.
No realizamos ninguna interpretación personal a los escritos de Chiara Lubich. Solo lo difundimos lo más fiel posible.